E rieccoci rientrati, come vedete cari telespettatori, siamo sempre nel nostro studio di vetro in pieno centro, nel cuore di Padova, in piazza Garibaldi. Con noi cambio d'ospite e abbiamo il piacere di avere qui in studio Marilena Fusco, direttore nazionale Pescagri. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora, direttrice, abbiamo fatto il punto della situazione dell'agricoltura, non tutta rose e fiori, come speravamo, anzi molte criticità. E tra queste criticità c'è il rincaro del settore energetico. Dopo facciamo un po' un quadro generale tutto, però il primo punto che mi sta a cuore, perché tanti del settore pesca ci hanno sottolineato di affrontare questo problema. Io credevo che gli energetici legati al mondo dell'agricoltura fossero calmierati, e invece forse non è del tutto così. Cosa sta succedendo? Ci racconti? Perché anche i pescherecci si muovono in qualche modo, non a vela. Carburante, no, a vela no, altrimenti pescherebbero pochissimo. Allora, il problema del caro gasolio tocca anche il settore pesca, anzi tocca soprattutto il settore pesca, perché in questo momento storico di grande crisi si va ad aggiungere il caro gasolio già a una criticità del settore. La criticità è nell'aria, con la richiesta della Comunità Europea di aumentare le giornate di fermo pesca, cioè di limitare pesca, non di pesca, ma di fermo pesca. Di fermo pesca. Che perché per precisare, perché poi tanti non hanno ben chiarito, che allo stato attuale quante sono in una settimana? Beh, allora adesso ci sono praticamente, i pescatori escono dai 3 ai 4 giorni massimo. Non poi 6 giorni, 5 giorni, no, come tanti poi ci sono anche ad esempio i vongolari che fanno un fermo pesca volontario, si normano, ecco. Però il discorso è proprio l'aumento, cioè togliere, prima si parlava del 10% che le marinerie avevano anche accettato grosso modo, invece adesso sembrerebbe di aumentare del 15%, ma la discussione è a giorni. Cosa vuol dire la discussione? Non è stato deciso, cioè è stato proposto, però nei tavoli europei andrà nei prossimi giorni, perciò c'è un grandissimo fermento su questa cosa. Preoccupazione, perché si va a toccare poi un settore, specialmente in Veneto, ma in Emilia Romagna, che è quello della pesca a strascico, ed è un settore che va a impegnare moltissimi pescatori. E nelle imbarcazioni ci sono molti soggetti, molti operatori e naturalmente anche molte famiglie. Perciò questo aumento di aumentare nel togliere però delle giornate di pesca preoccupa un po' tutti. È come dire ad un lavoratore, invece di andare a lavorare 7 giorni vai solo 3, ma uno dice magari però mi dai gli stessi soldi, invece così non è. Perciò io credo che oggi la responsabilità che un'associazione di categoria come Pescagri, che è CIA Agricoltori Italiani, e ringrazio anche l'introduzione del Presidente del Veneto Gianmichele Passerini che mi ha preceduto, oggi come in agricoltura sia importante una presa di posizione, ma una piena presa di responsabilità di tutte le autorità e di tutte le istituzioni. Noi stiamo chiedendo a gran voce, ma in questi giorni c'è stata anche la presentazione dei futuri Stati Generali della Pesca, che era un po' di anni che non venivano convocati, che saranno convocati qui in Veneto, anzi ringrazio l'assessore Corazzari che è molto sensibile a questo argomento del settore ittico e dell'acquacultura. Sarà organizzato per maggio, e in questi giorni, pochi giorni fa, c'è stata la conferenza stampa che ha presentato questo. In questa conferenza stampa si è evidenziata la grande difficoltà che porterebbe questo aumento di taglio delle giornate di pesca. Ecco, spieghiamo un attimo, perché è una questione che viene decisa dall'Europa. Qui abbiamo anche, io ho delle carte appunto dove si parla nel dettaglio di questo, e risulta inaccettabile perché il distretto della pesca del nord Adriatico ha rimarcato che queste proposte sono inaccettabili. Ma viene fatto in un'ottica di che tipo? Cioè preservare cosa? L'ottica è quella di preservare la deturpazione del fondale marino. Quindi chi si sta deturpando adesso con questa modalità? Allora, questo è quello che ci viene detto. Io
credo che il pescatore sia anche un buon guardiano del mare. È il primo interessato. È il primo interessato, perché io non vado a rovinare il mio giardino se in quel giardino ho quello che mi dà da mangiare. Infatti. Il mio orto, la mia campagna. E così è il mare, cioè il pescatore ha interesse che il mare resti pulito, che resti pieno di risorse, perché altrimenti sa che un domani i propri figli, le proprie famiglie non avranno più da mangiare. Ma non è che questo provvedimento ricalca quelli presi in precedenza di una situazione europea che è diversa? Quando si parlava delle maglie, delle reti da pesca che ci volevano, sicuramente qui quello, da noi era... Sicuramente quello, perché quando io credo, dirò qualcosa di, diciamo, che non è politicamente corretto dal punto di vista proprio istituzionale, però io credo che per ogni materia, che sia l'agricoltura, che sia la pesca, che sia l'agroalimentare, ci vuole sempre in un team che si occupa di questo almeno un esperto del settore, perché se io creo un team in Europa che si occupa di pesca, io devo avere all'interno di quel team qualcuno che ricopre anche, che si occupa, che è esperto di un settore dell'Adriatico, esatto, delle nostre coste italiane. Cioè io non posso... o non c'è? Diciamo che i nostri parlamentari sono lì, io confido in loro, sono lì per portare avanti le nostre istanze, come lo sono i parlamentari che sono al governo. Perciò noi, come associazione di categoria, ci affidiamo ai nostri parlamentari, che siano nazionali e che siano europei, e anche loro devono, noi li incoraggiamo a spingere in questo settore, perché in Europa, se un parlamentare che si occupa della Norvegia, il mio è un esempio naturalmente, non può parlare della vongola di mare, la nostra bibarassa, o della vongola di allevamento, può parlare, si può informare, però queste leggi così drastiche, questi provvedimenti a volte anche un po' miopi, direi, per non dire ciechi, diciamo miopi, sono dettati a volte da persone che hanno una posizione strategica, ma che forse dovrebbero girare un po' di più i territori che sono toccati da questo problema. Forse anche conoscere la realtà, certo, perché tra l'altro appunto lei sta parlando anche di una zona, quella di Chioggia, dove il pescato è particolare, dove... È la prima marineria d'Italia oggi, Chioggia. Il Veneto ha la prima marineria d'Italia oggi, perciò credo che abbia bisogno di un occhio di riguardo, ma così come il distretto dell'Alto Adriatico, che è appunto Friuli, Veneto, Emilia Romagna, credo che siano le regioni, il distretto dell'Alto Adriatico sia veramente quello che dà una spinta economica molto forte al settore della pesca, ed è per questo che io chiedo disponibilità ai nostri parlamentari e anche molto ascolto, perché oggi secondo me manca un po' l'ascolto. Allora, se io a volte così faccio questa battuta anche un po' simpatica per le persone che sono a casa, io amo il sabato andare sulla banchina, andare a Chioggia, andare a Comacchio, andare a Goro, perché io mi occupo del nazionale. Certo, in Veneto ci vado più spesso perché io vivo in Veneto, però il fatto di andare e parlare con l'operatore, come in agricoltura, parlare con l'agricoltore, cioè quello aiuta, perché molte volte la scienza, chapeau, però parlare proprio con chi tutti i giorni si sporca le mani è molto importante. E io prego veramente tutte le persone, tutte le autorità che si occupano di un settore di andare
più possibile a parlare con gli operatori. Ecco, però è un problema che riguarda il nord Adriatico, quindi senza dubbio le nostre regioni, però credo che questa riduzione, il fermo pesca, sia trasversale. Anche certo, esatto, e tra l'altro coinvolga altri paesi, certo. perché sono in Europa, quindi forse la Grecia, forse la Croazia, anziché la Spagna o altre realtà. Non si sono mosse, perché non si ha conoscenza effettivamente della situazione, non se ne parla perché si parla sempre del solito argomento adesso, certo. Domina su tutte le questioni, prevarica tutto il resto, però questo mette in discussione un'economia di un paese. Non mette in ginocchio un'economia, quella della pesca, che già lo è, perché dobbiamo dirci le verità, cioè è un settore che già ha dei grossi problemi, come io mi occupo di tutto il settore pesca, perciò devo spezzare una lancia anche a favore dell'acquacultura, perché anche l'acquacultura sta vivendo un momento di difficoltà, perché non ci dimentichiamo che noi siamo in mezzo a questo uragano della pandemia da ormai 2 anni. 2 anni. Allora guardi, direttrice, siccome l'argomento è interessante, acquacultura, situazione pesca, questione anche europea, perché lei ha una vision nazionale ma anche europea, quindi aiuta un po' ad aprire anche le prospettive. Ne parliamo tra pochi secondi, dopo la pubblicità. Restate con noi tra poco.